Passiamo ora all'assemblea della Pindustria dell'Ovest Vicentino. Gli imprenditori lanciano un messaggio di ottimismo, ma chiedono al governo interventi urgenti contro il caro energia. Tra gli tsunami dell'economia, tra le onde alte della crisi energetica, i terremoti delle speculazioni finanziarie, nella stagione dei cattivi pensieri, delle bollette che stritolano i conti, della burocrazia che immobilizza le prospettive. È da qui che parte l'assemblea del mandamento Ovest Vicentino di Apindustria Confimi. Parola d'ordine: ottimismo, perché l'ottimismo è il sale del fare impresa. Il messaggio che diamo da questa platea è di essere ottimisti. L'imprenditore, se non è ottimista, trova molte difficoltà per mandare avanti la propria azienda. Il pessimismo non ha mai portato da nessuna parte. Da questa assemblea, organizzata a Gambellara, in uno dei grandi poli logistici italiani, parte un messaggio forte e chiaro al futuro governo. Noi, nuovo governo, lanciamo il messaggio che abbiamo già dato in campagna elettorale, cioè quello di procedere velocemente a una riforma fiscale, abbassando le aliquote e sburocratizzando tutti i processi per permettere una vita più dignitosa, lasciare le risorse alle aziende per essere investite e superare anche questo momento di crisi. Pensieri e parole degli imprenditori vicentini. Le attività produttive devono riaccendere i motori dell'economia e la scintilla può essere la riforma evocata, rilanciata, rivendicata dell'autonomia. Noi abbiamo bisogno di avere delle strutture, infrastrutture diverse per poter produrre meglio. L'autonomia è un processo che a cascata si porta dietro la risoluzione di tanti altri problemi.